Rieccoci, primo Inter Pares, l'ultima parte, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Elisabetta Corazza. Allora, ti faccio vedere questo video, ovviamente mentre gli artisti sono fermi forzatamente, pensano comunque a una maniera per reinventarsi e per nuove soluzioni, per poter fare concerti dal vivo. In modo particolare, guarda, ovviamente servono ampi spazi, è una forma di drive-in, diciamo, di concerto, in cui la gente può anche, apparire, vedi, tutti collegarsi con l'artista vero e proprio, però come ti dicevo servono spazi ampi, non so qua in Italia se sia possibile una cosa del genere. È possibile, Valeria, una cosa del genere qua in Italia? Tutto è possibile, però io dico è anche una bomba ecologica questa. Stiamo pensando green e ci ritroviamo dentro una macchina con l'aria condizionata in estate ad ascoltare male, perché tra l'altro l'audio non è amplificato correttamente, è troppo complicato, non lo vedo. È difficile. Allora abbiamo collegato Joa Laimo, giornalista critico ovviamente musicale, che ha lavorato per molti anni a Gazzettino, ha seguito molti Sanremo, vediamo se riusciamo a vederlo, che lo saluto, che tanto che non lo vedo, quindi colgo l'occasione per salutarlo, e se riusciamo a mettere anche sia Pippero e anche me in video. Buonasera Joa Laimo, allora che situazione sta vivendo lo spettacolo dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che abbiamo detto, e ti chiedo scusa se ti ho chiamato in ritardo. Mi sono goduto la trasmissione, che era molto interessante, ci si dimentica poi che non è soltanto quello di cui state parlando che è in crisi, ma per esempio ci sono migliaia e migliaia di piccoli locali e di piccoli musicisti minori che letteralmente sono alla fame, perché non solo non sanno come sbarcare il lunario, persone che magari facevano 3 piccoli concerti in piccoli locali a settimana quando andava bene e che adesso non fanno più niente, non hanno aiuti, non esistono, non si sa cosa fare, e se le prospettive di riapertura sono con i numeri che si dicono, potete immaginare che cosa resta di un locale da 100, 200, 400 persone, dove si crea tutto il sottobosco musicale e culturale di un paese, che poi arriva ai grandi eventi, ai medi eventi e ai grandi eventi. Però così sparisce praticamente tutto, e questo sarà un grosso problema. Quindi Gio, dovranno trovare, come dicevamo prima a Giacobazzi che l'ho chiesto, ovviamente per sfortuna per questo momento molti di questi artisti minori dovranno cambiare mestiere, insomma, tanto per capirci. Intanto bisogna cominciare a capire che questo è un mestiere. Cioè, si considera sempre la cultura e lo spettacolo, la musica come degli eventi collaterali della vita, ma più marginali di tanti altri. E se io ricordo, noi che abbiamo vissuto altre stagioni, che il secondo Novecento senza la musica sarebbe stato un altro secolo, cioè non esiste. Tutta la cultura di un paese, passa attraverso la letteratura, attraverso i teatri, attraverso la musica popolare, attraverso la capacità di incontro, e questa è una cosa che bisogna ben tener conto, anche perché, come è stato detto, quando si muove un grande evento di spettacolo e di cultura si muove una industria. Certo. Non il cantantino che magari può andare a suonare gratis in un club. Ci sono dietro un evento come quelli che fa Zed, visto che c'è la Valeria qui, migliaia di persone dietro che lavorano e che in questo momento non stanno lavorando. E poi c'è una questione assolutamente da considerare, che è che, dati i tempi, bisogna cominciare a pensare che il mondo che noi abbiamo conosciuto fino ad oggi non lo rivedremo sicuramente più. Non perché dovremo stare tutti in clausura per 2 secoli, ma perché si sono messi in moto talmente tanti meccanismi di cambiamento che cambierà tutto. Forse cambierà in meglio, sicuramente sarà diverso e sicuramente vivrà
intanto chi sopravviverà, perché non si parla mai della sicurezza del pubblico. Guarda, noi siamo tutti, purtroppo abbiamo scoperto che eravamo tutti in un'età a rischio, e l'età a rischio significa anche pubblico che vuole andare e che vuole vedere. Io ho visto, frequento i teatri, frequento i concerti, frequento tutto quello che è possibile. Adesso io in questo momento starei molto attento e pretenderei di avere la sicurezza che deve venire ovviamente da dei parametri precisi e anche da una valutazione, come è stato detto, posto per posto, zona per zona, situazione per situazione. È chiaro che non si può pensare di fare spettacoli all'Arena di Verona per 1000 persone. Certo, è chiaro che non si può oggi pensare di mettere dentro 15.000 come se niente fosse. Questa è la... È vero, Piparo, in virtù di quello che abbiamo detto questa sera abbiamo capito che è una strada difficile da percorrere, mi auguro che tutti voi riusciate a percorrere il più rapidamente possibile, ma detto questo cambierà completamente il mondo dello spettacolo dopo quello che è successo. A. B. Era importante ed è importante cambiarlo perché si stava andando verso una strada che Madre Natura ha fatto sì che ciò ha fatto in modo che venga cambiato proprio perché si stava esaurendo un certo modo e metodo di fare spettacolo, o è una domanda banale? No, una domanda molto pertinente. Io sono darwiniano in questo, credo moltissimo nell'evoluzione della specie, quindi è vero, la nostra società in generale, ma il nostro mondo dell'intrattenimento dal vivo aveva raggiunto un livello di parossismo e di follia generale, mondiale, non solo in Italia, che probabilmente adesso necessitava di un restart, un restore, e bisognava assolutamente, certo non è stato il modo migliore, devo dire, ovviamente, se no sarebbe cinismo, ma mi ricorrevo a quello che diceva prima Laimo sul fatto del pubblico di una cosiddetta certa età, quel pubblico va ricoccolato per riportarlo in luoghi chiusi, cioè non pensiamo che tra 6-7 mesi una persona intorno ai 70 anni, che oggi è una persona ancora assolutamente viva e giovane, possa andare con grande leggerezza in un locale al chiuso così, pure se il virus non ci sarà più. Quindi sicuramente ripartiremo, sicuramente avremo nuove idee, nuove risorse, e azzerare un po' della follia che c'era farà solo bene. Ecco, Piparo, prima di salutarla, di congedarla e di ringraziarla, lei è il proprietario del Sistina, è un uomo che nello spettacolo ha dato un lustro straordinario, è stato un produttore di grandi musical, dicevamo prima Mamma Mia, Jesus Christ Superstar. Ecco, la domanda che le faccio, andiamo fuori un attimino dalla serata, c'è uno che ce l'ha nel cuore più di un altro? Ma io credo che oggi, parlo settore, paghiamo il prezzo di avere scelto nella vita un lavoro che amiamo, quindi siccome siamo innamorati del nostro lavoro, ognuno ha un cuore diverso, chi batte più forte, chi più lento, chi pulsa più sangue e chi meno, ma il cuore batte sempre, se no non faremmo questo lavoro e non ce lo saremmo scelti. Oggi purtroppo stiamo pagando un altissimo prezzo perché siamo un mestiere apparentemente inutile, apparentemente trasparente, però fatto di grandissimo amore, quindi in virtù di questo grande amore e questa grande passione non faremo sicuramente mancare al pubblico il nostro ritorno, però ecco, con lucidità e con cautela, non con questa Piparo non mi ha risposto alla domanda che le avevo fatto. Le ho detto, visto che lei è stato un produttore è un produttore, lo sarà, ed è un grandissimo produttore di musical, di tantissimi eventi a livello mondiale, di tutti quelli che ha fatto praticamente, quale ricorda, quale ha più nel cuore uno più dell'altro? Ecco, se dovesse fare una classifica, qual è di tutte le produzioni che ha fatto quella che sente ancora delle vibrazioni quando la riascolta? Ah, scusi, allora sarà l'ora tarda, non avevo proprio capito che nel cuore di più, pensavo noi che facciamo sto lavoro qualcuno ce l'ha nel cuore più dell'altro, quindi ero andato completamente da un'altra parte. Non importa, visto l'orario... Riavvolgiamo il nastro. Non posso negare che Jesus Christ Superstar mi accompagni da 27 anni, dalla prima edizione che feci nel lontano 94, ed è stata veramente la mia pietra miliare di carriera, il mio compagno di viaggio, il primo titolo che mi ha portato fuori dall'Italia
all'estero, e quindi sicuramente è lo spettacolo del cuore. Quello che ho fatto con ma quello che ho fatto con maggior amore rimarrà Billy Elliot. Allora, visto che appunto c'è questa sosta per quanto riguarda la vendita dei biglietti, ovviamente lei sta lavorando per una prospettiva tecnologica di un altro livello, mi sembra di capire, ha messo tutte le sue energie proprio in virtù di un digitale, di togliere quella carta, quei biglietti di carta che ovviamente non hanno più la sicurezza che avevano una volta. Esatto, è una crisi giovane, perché se ci pensiamo a 2 mesi, per cui è ancora poco tempo per averla digerita e per aver capito cosa succederà, però noi stiamo veramente approfittando di questo momento per passare a un livello diverso di biglietteria e di tecnologia. Pensiamo che la tecnologia in questo caso potrà servire a riavvicinare le persone, non a allontanarle come magari si potrebbe pensare, e usiamo tutta la nostra energia per la biglietteria del futuro, che è domani. Poi è ancora un periodo questo di accettazione e di gestione del cambiamento, perciò un lungo percorso che abbiamo intrapreso, e usiamo questi mesi, queste settimane e mesi proprio per arrivare a finalmente fare tutto quello che in un regime normale, dove non succede niente di disruptivo come in questo momento, non si riesce a fare, perché poi la quotidianità non permette di andare fino in fondo a delle grandi novità. Pensiamo che sia il momento giusto per passare a un livello diverso. Voleva dire proprio rapida, che poi do la conclusione vostra. Prego. Allora, siccome c'è tanta crisi, ma io voglio guardare al futuro, credo nel sole anche quando piove, lo sai che te l'ho detto anche altre volte, e noi abbiamo avuto quest'idea anche di creare un biglietto socialmente attivo. In che modo? Vogliamo che tutti gli spettatori futuri potranno contribuire socialmente, attivamente, a lasciare un segno nel territorio, e abbiamo pensato all'Università di Padova, perché è stata veramente il precursore di tutta questa crisi sanitaria occidentale, ha aiutato noi in particolar modo, ha aiutato tutta l'Italia, quindi noi abbiamo pensato di istituire un pezzo del biglietto che andrà devoluto in automatico alla ricerca legata all'Università di Padova. E questo vi fa ancora di più onore, Valeria. Gio Alaimo, ti manca Sanremo, andare lì a fare il critico, scrivere di questo straordinario festival tanto criticato ma tanto amato dagli italiani, Gio? C'è Gio Alaimo? O è saltato, credo, non lo vedo più. Vabbè, allora ringrazio davvero, ed è stato molto gentile, Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Teatro Sistina di Roma, grazie, e grazie anche a Daniela Bei, amministratore delegato di Ticketmaster. Davvero grazie. Grazie, buona serata. E saluto anche Gio Alaimo, che è saltato in collegamento, avremo modo di risentirci con lui e modo di fare una domanda. Signore, siamo arrivati alla conclusione, è mezzanotte spaccata, visto, spaccata. E quindi la conclusione a voi, inizio dalle conclusioni dal gentil senso, quindi da Valeria Argenton della Z Live. Quindi Valeria, questa è stata una serata, mi auguro per chi avevamo personaggi di lustro sia stata utile, lo dico 3 volte. E le conclusioni da parte tua le puoi fare ovviamente ora. Rimbocchiamoci le maniche. Dobbiamo essere propositivi e bussare le porte, sfondarle finché non ci daranno ascolto. Mi saluti anche Diego Zed? Fatta, perfetto. Giampiero Beltotto, che lei proprio s'arrabbia, ho visto quando le dicevo con i soldi, lei proprio i soldi del pubblico, e fa bene a dirlo, sono sacri. Però io, prima che ce lo dicano i magistrati è bene che lo facciamo. Ha perfettamente ragione, io la provocavo ovviamente, sì. No? Prego, in conclusione. No, che ti devo dire? Ti devo dire che... Ma è servita questa trasmissione secondo lei? Tutto ciò che parla di cultura, spettacolo serve sempre, perché ne parlano così poco, in modo così romanzato, come gente che non frequenta mai. Questa gente non va mai a teatro, eh? Ma tu vedi mai un politico a teatro? Pochissimi, e quei pochissimi quando c'è da fare un po' di passerella, appunto. E guarda, li conto sulla conto. Una volta a teatro avevano una posizione centrale, il re, la regina erano lì proprio sì, un palco. Ma anche lì era una volta all'anno, guarda, retta a me, una volta all'anno, pure lì, non ci credo. E comunque erano educati a questo. Certo che è stata utile, tutto ciò che aiuta questo mondo è utile, ma ci mancherebbe. Il tema vero oggi però è che tutti rivogliamo lo spettacolo. Io stamattina ero al telefono con l'assessore Colasio per vedere come fare insieme, cioè come noi possiamo dare una mano a lui a impostare l'estate. È certo che siamo qua, ma perché questa roba possa accadere, Piparo,
o Valeria o il sovrintendente Ortombina, che per noi è un mito, devono essere chiamati a decidere su quali regole. Fino a quando lo fa il pizzicagnolo non va bene, non ci stiamo, non ci siamo. Ortombina, in conclusione? Io voglio assolutamente essere positivo. Voglio essere positivo e voglio pensare che queste regole così strette che ci sono adesso subiranno una mutazione nei prossimi giorni, perché io sono il sovrintendente della Fenice, qui siamo in 3 realtà vivissime ma diverse, ci sono 300 lavoratori in questo momento a casa in cassa integrazione, e se lo Stato mi dà una possibilità per riaprire e fare qualcosa, noi lo dobbiamo fare, assolutamente, perché non possiamo stare, non posso pensare che si possa stare 8, 9, 10 mesi senza suonare, senza cantare, senza smartellare, senza fare queste cose. Quindi noi dobbiamo essere positivi, propositivi, come diceva la signora, e fantasiosi nella creatività e nella resilienza in cerca della sostenibilità. Qui sono assolutamente d'accordo con Beltotto. Perché il silenzio, attenzione, il silenzio troppo prolungato tra un anno potrebbe rivoltarsi contro di noi, perché tra un anno non sappiamo cosa ci sarà un paese devastato con milioni di disoccupati, e non vorrei trovarmi dopo con qualcuno che allarga le braccia e dice 12 fondazioni liriche sono troppe, tutti i teatri sono troppi e quindi chiudiamone una parte. Attenzione, dobbiamo fare attenzione a fare bene i conti, come dice Giampiero, dobbiamo fare attenzione, ma attenzione che il silenzio rischia di essere ancora più pericoloso. Certo, e quindi venite tutti alla Fenice da metà luglio se ci fanno aprire. Bene, così ha fatto proprio un lancio alla perfezione. Io ringrazio Giampiero Beltotto e auguro a Beltotto ovviamente un in bocca al lupo, come lo auguro a Valeria Argentone, che io so benissimo, e poi mi sembra, Valeria, che tutti quelli che sono intervenuti questa sera apprezzano il vostro modo di fare, vi vogliono un bene davvero bellissimo da vedere, sia per quanto riguarda Reda Canzian, Giacobazzi, la Valeria Mazza, quindi vuol dire Zed sta lavorando alla grande, mi auguro che riprendiate il più presto possibile, come lo auguro a Fortunato Ortombina per quanto riguarda la Fenice di Venezia, e ci sarò anch'io magari alla prima in giugno, in luglio a vedere lo spettacolo, davvero. Grazie a tutti, nonostante l'orario, cercheremo di accontentarvi, di rifare ovviamente se ce n'è bisogno questo tipo di trasmissione, perché sono sicuro che è giusto rilanciare la cultura e lo spettacolo. Elisabetta, ci sei ancora, Elisabetta? Sì, Giorgio, bene. Sono qua, non mi sono mossa. E quindi? Buonanotte. E quindi saluto te, ringrazio i nostri ospiti e soprattutto chi ci ha seguito da casa, cui do appuntamento a una prossima trasmissione lunedì in cui parleremo di quello che cambia appunto con il 18 maggio. Bene, ricordo a Dennis, che lo saluto, che domani mattina deve mettersi lì in redazione e chiamare tutti quelli che hanno mandato i messaggi scusandoci che non li abbiamo messi in onda, va bene Dennis? Lo farò sicuramente. Grazie e buona serata anche da parte mia. Bene, saluto Marco e Claudio in regia e noi ci vediamo domani a 12:30, collegamento con la Protezione Civile, dove farà il solito bollettino e ovviamente sempre più positivo il governatore del Veneto Luca Zaia. Lunedì non prendere la puntata perché avremo il sindaco di Padova, avremo il governatore del Veneto, avremo il sindaco di Venezia. Sarà una puntata straordinaria davvero, perché ci sono le riaperture e noi li avremo tutti qui davvero. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.